Ok, buongiorno a tutti, ai presenti e agli insegnanti e ai tutor che sono nelle sedi del Veneto. Allora, l'argomento di oggi è l'argomentazione e sarà una prima parte dedicata a questo tema perché ritorneremo sull'argomento dell'argomentazione affrontando quello che è l'aspetto valutativo, o meglio, della costruzione di strumenti per valutare competenze. Oggi invece affronteremo l'argomentazione soprattutto per chiarirci, per condividere il significato di questo campo così ampio e così importante e per parlare di progettazione. Poi il professor Baglioni toccherà anche gli aspetti valutativi, verificativi, diciamo più. Ok, allora rapidissimamente mi pare doveroso e quasi un obbligo partire da un quadro degli obiettivi e dei traguardi delle indicazioni 2012 per avere immediatamente il polso della centralità dell'argomentare. Mi interessa attirare la vostra attenzione su alcuni passaggi che poi trovano conferma negli esempi che faremo. Allora, di che cosa dobbiamo preoccuparci di fare oggetto del nostro insegnamento, apprendimento? Sicuramente l'argomentazione, la conoscenza della struttura argomentativa, la riflessione sui modelli, sulle strutture argomentative, ma anche è molto importante insegnare ai ragazzi a costruire testi adeguati al contesto. Questa componente, questo aspetto è centrale, fa parte della natura in sé dell'argomentare. Ma soprattutto è molto importante anche insegnare a valutare la pertinenza e la validità di dati, regole che si portano, proprio per insegnare ai nostri allievi a non parlare a vanvera, oppure a non portare dati marginali che sono poco efficaci rispetto all'argomentazione. Voi vedete anche il riferimento ad altre discipline dove esplicitamente si parla di argomentazione, quindi la storia, la matematica. Mi piace quell'insegnare a cambiare opinione riconoscendo le conoscenze logiche di un'argomentazione corretta, quindi questa necessità di rivedersi, di mettere in moto processi di transfer, di revisione, di valutazione. E così anche nelle scienze imparare dagli errori propri altrui, ed è importante l'apertura ad opinioni diverse e la capacità di argomentare le proprie. E questo ci porta verso anche quelle modalità di argomentazione deliberativa su cui poi ritorneremo con degli esempi e che secondo me sono estremamente importanti, soprattutto in questo periodo in cui ci viene chiesto di rivedere le indicazioni proprio alla luce delle competenze di cittadinanza. All'esame di Stato, l'orale e lo scritto comportano l'argomentare. L'orale sicuramente, lo scritto, una delle 3 tracce, deve toccare l'argomentazione. Su questo noi abbiamo poi le indicazioni di lavoro della commissione nominata dal Ministero. Vorrei richiamarvi sulle forme diverse che sono state proposte, perché sono complesse, cioè il dialogo, cioè costruire un dialogo fra 2 interlocutori, oppure controargomentare, oppure costruire il verbale di una discussione che deve portare a una decisione, anche qui quindi l'aspetto deliberativo dell'argomentare. Sicuramente queste prime 3, ma anche l'ultima, argomentare da un punto di vista diverso, che cosa hanno in comune? Hanno proprio l'innesco della capacità di transfer. Cioè, una volta che ho impostato un'argomentazione, io poi la devo vedere anche da un altro punto di vista, o perché costruisco un dialogo, o perché mi viene dato un testo che devo riargomentare assumendo però un altro punto di vista.
E quindi siamo sul piano forte della competenza, cioè la creazione di situazioni che sono diverse da quelle che vengono date e che sono state apprese in fase esercitativa. Allora, in sintesi, quando parlo dell'argomentazione, sicuramente mi devo rendere conto che insegnare ad argomentare è insegnare a pensare, insegnare a ragionare, è insegnare a risolvere problemi ricercando elementi validi per affrontarli. Io argomento per un uditorio e quindi questa preoccupazione di mettersi nei panni dell'uditorio per presupporre ciò che l'uditorio sa e quindi il ricorso anche a tecniche discorsive per coinvolgerlo, no? Per farmi capire, deve essere molto importante, molto importante. Allora diciamo che argomentare sul piano educativo ha una validità non soltanto sul piano del testo, dell'educazione al testo, ma anche sul piano logico, no? Sul piano cognitivo, questa necessità di confrontare punti di vista diversi, di essere rigorosi nel ragionamento, ma anche sul piano interattivo, relazionale e sociale, questa importanza di tener presente che quando si argomenta si apre un rapporto con gli altri che non deve essere dogmatico, ma un rapporto di collaborazione, di confronto, di ragionamento. Quindi ecco la forte valenza anche educativa in sé, intesa in senso ampio. Ora, che cosa insegnare? Che cosa insegnare? Allora, io lo farò, ne parlerò, toccherò alcuni aspetti partendo da un testo. Quello che vi ho messo in piattaforma e che vi avevo invitato a leggere prima, perché è molto importante curare il momento della comprensione del testo, sia esso orale sia esso scritto, e imparare a valutare un testo argomentativo per poter poi replicare su questo testo, per poter vedere come altri hanno fatto e per poter interagire con chi ci offre la sua argomentazione. Allora, i punti importanti sono sicuramente capire la struttura del testo, la logica dell'argomentazione, lavorare molto sulla testualità, quindi sui legami, sui connettivi e sui legamenti di discorso, lavorare sicuramente sul lessico con l'attenzione anche agli aspetti retorici. Questo a livello naturalmente di una scuola secondaria di primo grado. Allora, vorrei partire quindi a ragionare su questi aspetti vedendo questo articolo di Ferdinando Camon, Figli troppo comodi, i genitori sbagliano, che Camon ha scritto in risposta ad un altro articolo in cui si riportava la notizia di un parroco di un paese vicino a Padova, mi pare Trebasele che sia vicino a Padova, allorché questo parroco aveva inviato ai suoi parrocchiani una lettera aperta in cui li invitava a non educare figli con il sedere di burro, quindi figli troppo accontentati, no? Perché ne avrebbero fatto i genitori dei rammolliti, dei ragazzi senza responsabilità. E lui diceva, quindi raccomandava quindi di essere più rigorosi, più severi nel rapporto con i ragazzi, perché dice la vita è lotta e sacrificio. Allora Camon con questo articolo assume una posizione a sostegno del parroco, quindi la sua tesi è una tesi di sostegno della posizione del parroco, contro il quale invece si erano anche ribellati molti compaesani in sostanza. E
quindi interviene riprendendo quello che è il problema, e quindi come deve essere il rapporto tra adulti, tra genitori e figli sul piano educativo. E riprende con il problema, no? I figli non sanno più lottare, hanno paura del servizio militare, del matrimonio, del lavoro, dello studio, eccetera, eccetera. Lo fa proprio in poche righe e in maniera incalzante. A fronte di questo problema, che cosa propone Camon? Propone la sua tesi, che è un po' la ripresa della posizione del parroco di Tre Baseleghe, cioè i figli costano troppo e rendono poco, devono darsi da fare. Quindi la sua tesi, diciamo che è addirittura propositiva, no? Cioè propone, vediamo come devono darsi da fare. E allora seguono una serie di argomentazioni che hanno anche una loro complessità, nel senso che sono argomentazioni multiple o a grappolo, laddove un argomento diventa opinione che a sua volta ha bisogno di essere ulteriormente giustificato, in cui ribadisce l'importanza di far capire ai giovani il senso del dovere, e quindi se sono immeritevoli non devono avere il nostro appoggio. Anche i bambini piccoli, ancora di 3 anni, occorre stare attenti ai bambini, al loro comportamento, a volte ricattatorio, no? Che fa nascere una serie di sensi di colpa ai nonni, per esempio, per cui c'è questa facilità di cedimento ai capricci, mentre c'è un rapporto tra merito e premio che occorre tenere ben presente. Così, andando poi ad altri casi, occorre ricordare, per esempio, quando i figli sono più grandi, sono adulti, e possono cadere nelle trame del terrorismo o addirittura ancora peggio, non saprei a dire il vero fra i due, della droga, non cadere in quel sottile gioco psicologico di sentirsi responsabili e quindi di andare ancora a proteggerli, a nasconderli, a giustificarli se siamo genitori, padri o madri. Per arrivare poi a raffica ad una serie di casi frequenti, come l'uso smodato del telefonino a spese dei genitori o all'uso di un bancomat che non ha limiti, rispetto ai quali Camon propone invece un tetto mensile più basso rispetto al bancomat o addirittura la responsabilità dell'uso del cellulare. Qual è la regola, la garanzia a queste argomentazioni? La vediamo alla fine, una regola generale. La vita è una lotta, riprende ciò che era stato detto dal parroco, dal punto di partenza, esonerando i figli dalla lotta non gli diamo la vita. Vedete che ribadisce, no? Quella che era la tesi, ma gliela togliamo. Ricordiamocelo prima che sia tardi. Questa frase finale è categorica, no? Ecco, ma verso questa garanzia finale, in realtà Camon era giunto attraverso passi intermedi, attraverso regole che giustificavano ogni argomentazione, là dove si parlava di dovere, di dovere anche di studio, dice studiare non è un sacrificio iniquo, è il prezzo della vita. Oppure ancora là dove si parlava del rapporto premio-merito, il premio meritato è morale, il premio immeritato è immorale, o là dove si parlava di droga, quello non è figlio della famiglia, è figlio della strada. Quindi c'è questa gradualità nel dare regole e garanzie ai suoi argomenti. Questo da un punto di vista logico. Vediamo da un punto di vista invece del linguistico-testuale. Allora,
mi soffermo in modo particolare subito sui legami, sui connettivi in modo particolare del testo, perché questo testo è molto ben legato, non soltanto dalla presenza di connettivi, cioè di elementi di connessione, diciamo, espliciti, ma anche da costruzioni implicite, no? Allora, intanto vediamo il rapporto che c'è tra la scelta di questi elementi di connessione e la logica che abbiamo appena visto. Qui troviamo legamenti di dimostrazione che hanno un valore dimostrativo, quei se, quei quando, no? Se noi gli lasciamo 100, fra qualche decennio non l'avranno fatto diventare 200. Quando hanno 3 anni e se non lo ottengono, quando chiedono, quando catturavano un giovane, cioè porta una serie di casi che sono ben definiti, ben circostanziati. Questo per dare forza, per dare garanzia proprio sulla validità dei suoi dati, d'accordo? Ma ancora, Camon ricorre ad una serie di connettivi di opposizione e lo fa in maniera diretta, usando quei ma, invece, ma anche in maniera indiretta, attraverso frasi giustapposte, però di valore opposto. Quel 100 loro non l'avranno fatto diventare 200, ma 50. Non è un regalo che ci fanno, è il loro dovere. Non è un sacrificio iniquo, è il prezzo della vita. Non è figlio della famiglia, è figlio della strada. Non gli diamo la vita, ma gliela togliamo. E ancora, ricorre poi a indicatori di forza, per esempio, si paghino la scheda, questi, no, esortativi, imparino a starci dentro, che sembrano proprio voler confermare la tesi, cioè la tesi dove Camon dice devono darsi da fare, devono essere responsabilizzati e vediamo come. Questo gioco viene ripreso anche sul piano lessicale. Guardate, con l'uso di espressioni lo stesso che hanno un valore opposto. Sono marcatori lessicali di opposizione, troppo, poco, 150. Poi guardate questo gioco di immeritevoli, meritare, meritato, immeritato, no? Oppure morale, immorale. O addirittura il ricorso, per esempio, a marcatori lessicali di posizione e di atteggiamento, quando parla del padre e della madre che cadono nella trappola dei figli che si drogano, cioè scusate, no? Sembra quasi di sentire l'intonazione, ma quel figlio ha 30 anni, oppure poveretta, la madre poveretta, muore di crepacuore, no? E esprimono proprio lo stato d'animo, l'atteggiamento, la partecipazione di Camon alla situazione. Oppure ancora scelte di dispositivi lessicali persuasivi, la famiglia lo scaldava nella irresponsabilità. Bellissima questo, lo scaldava nella responsabilità, che rievoca, no, questa immagine della casa come focolare, come luogo di riparo, però la legna, rimanendo nell'immagine, no, è la irresponsabilità, quindi contro quel valore della responsabilità che è la proposta invece di Camon. O il tetto mensile basso, questo tetto che è una metafora abbastanza fissa. Ok, allora, che cosa abbiamo fatto attraverso questa analisi? Allora, io mi sono servita di un modello di riferimento che mi ha aiutato a non perdermi nel testo ed è il modello di Toulmin. Io credo che tutti lo conosciate, lo condividiamo perché
mi pare che nei testi di educazione linguistica, ma anche nelle antologie, sia presente. Toulmin dice l'argomentazione è data da un ragionamento in cui c'è una tesi o un'asserzione, dei dati o delle prove, delle regole o anche chiamate garanzie, rispetto alle quali noi possiamo avere dei qualificatori di rinforzo necessariamente, oppure delle riserve, a meno che, no, la prudenza, e poi delle fonti o fondamenti. Questo è un fondamento che è più difficile confutare. Naturalmente il problema può essere esplicitato oppure no, però è molto importante in classe, quando lavoriamo con i ragazzi, soffermarsi sul problema, sia quando facciamo un'analisi testuale, sia quando ragioniamo insieme per affrontare l'argomentazione. Perché? Perché il problema è il trait d'union tra ciò che stiamo facendo in classe e la realtà, che è fuori dall'aula. E quindi è un modo per rimanere legati alla realtà e direzionarsi verso le competenze, quindi non sganciarsi dal reale e dall'autentico, e poi vedremo il significato. Toulmin ci fa presente che questo ragionamento non è rigido, non è fisso, non è uno schema. È possibile anche ribaltare, quindi partire dai dati, in base a questo, questo e questo, affermo che, no? A meno che, ecco, la riserva, e poi andando verso le regole e le garanzie e i fondamenti. Naturalmente, cambiando l'ordine del ragionamento, cambiano anche gli elementi di connessione. E questo è un aspetto su cui noi dovremo lavorare molto in classe, perché il cambiamento dell'ordine dà anche sfumature di significato, forza e peso diverso a ciò che diciamo. Questo modello di Toulmin è molto utile anche per imparare cioè insegnare ai nostri allievi a schematizzare l'argomentazione, a rappresentarla graficamente. Io qui ho rappresentato l'argomentazione di Camon. Questo dà chiarezza immediatamente, esplicita i rapporti delle parti. Questo è una forma di rappresentazione, ma poi ne vedremo anche un'altra. Una parentesi. Non so se a livello di scuola secondaria di primo grado si possa andare a cuor leggero verso la confutazione. La controargomentazione sì, perché io esprimo la mia posizione diversa dall'argomentazione data e affermo la mia, e quindi ritorno nel ragionamento che abbiamo già visto. La confutazione invece è qualcosa di più, perché vuole che la tesi avversa sia smontata e siano dimostrati punti di debolezza oppure qualche errore, qualche fallacia del ragionamento, e qui contro il quale poi andiamo a riproporre la nostra posizione. Quindi diciamo che la contrapposizione agli argomenti può diventare, perché ci viene chiesto negli obiettivi che abbiamo visto all'inizio. La confutazione, forse si può fare a livello ingenuo, forse si può fare intuitivamente, o forse si può fare in una classe che risponde. Però mi interessava sottolineare la differenza delle due cose. Ecco un altro schema, questo l'ho preso della casa, vedete che è uno schema accompagnato da domande. Mi piace attirare la vostra attenzione sulla valutazione. Ci veniva chiesto fra gli obiettivi, vi ricordate? Occorre che i ragazzi valutino, no? I dati, le regole che vengono offerte e via dicendo.
Ed è molto importante, per esempio, far ragionare i ragazzi sui dati, se sono affidabili, per esempio. Cosa vuol dire un dato affidabile? Cosa vuol dire? Allora, se sono fatti, quelli a cui mi appello, vuol dire che questi fatti devono essere frutto di una osservazione, devono essere anche variamente interpretabili, ma come? Possono avere un duplice valore, stiamo bene attenti allora a questi dati, d'accordo? Se sono conoscenze, va bene, che spessore hanno? Qual è la fonte? Se sono testimonianze, stiamo attenti, no? I nostri allievi ci dicono, l'hanno detto in televisione oppure l'ho letto in internet. Ma attenzione, e il testimone è attendibile? Ecco, quindi educarli a questo, anche quando lavoriamo sui materiali altrui, è fondamentale. Così, per esempio, far ragionare su un dato rilevante. Molte volte i nostri allievi ci portano dei dati che sono ai margini del problema e quindi sono dati deboli, no? E allora andiamo a vedere attraverso, naturalmente questo si fa attraverso il dialogo, ce lo dicono gli obiettivi delle indicazioni, e questo ci porta proprio a entrare nel merito delle questioni e a creare quella discussione per valutare la rilevanza o meno di un dato che è molto fertile per capire. O ancora i dati sufficienti. Quante volte ci troviamo a dire, ragazzi, una argomentazione solo non basta. Ma non so cosa dire, no? Allora noi, almeno 3 argomentazioni. Chi non l'ha fatto questo? Ecco. Proprio perché è necessario che una tesi sia argomentata in maniera plausibile, no? E quindi mi interessava, cioè mi piaceva questo aspetto in quello schema di Della Casa. Uno schema che si presta anche alla comparazione. Qui per esempio ho riportato in estrema sintesi un lavoro, però questo era stato fatto in una scuola secondaria di secondo grado, parlando appunto delle conquiste dell'America meridionale, no? Affrontando quindi il problema dell'altro. Avevamo lavorato anche su dei testi in cui c'erano posizioni diverse nei confronti dei conquistadores e dei conquistati, quindi lo schema ci è servito per comparare le 2 argomentazioni, quella di Las Casas e quella di Ginés de Sepúlveda. Quindi è fruttuoso anche sotto questo punto di vista. Allora, chiudiamo con questo schema tutto il ragionamento relativo alla logica argomentativa. Qui io mi soffermo su alcuni tasselli perché sono quelli poi su cui voglio ritornare con gli esempi, che sono un po' un mio pallino, ma perché mi pare che siano anche fruttuosi in classe a livello di ragionamento, come anche sono raccomandazioni che abbiamo visto emergono dagli obiettivi ma anche dagli esempi che ci faceva la commissione ministeriale. Molte cose già vi sono familiari, immagino. Mi interessa ragionare sulla importanza di presentare tipi di argomentazioni diverse, non solo la persuasiva. Molte volte noi diciamo è un testo persuasivo, non sempre, ma è anche un testo deliberativo. Quante volte si lavora, si argomenta per deliberare, quindi ha valore sul piano pratico, ci porta all'azione. L'argomentazione può essere anche euristica, serve per risolvere un problema che a priori non sappiamo, ma che dal confronto, dalla condivisione delle varie posizioni ci porta a trovare nuovi dati, ci porta a trovare insieme una risposta. Anche la conduzione dell'argomentazione, probatoria, confutatoria, ma anche dialettica, anche di sostegno. No? È importante. A volte di sostegno, mettiti in sintonia con.
è un modo per guidarli verso poi posizioni eventualmente divergenti. Anche la formulazione della tesi, per esempio, una tesi esplicativa, X è, X perché? Oppure predicativa, X è. Oppure una tesi propositiva, come nel caso di Camon, è bene, dico questo, è bene, bisogna, è necessario, no? Oppure una tesi preferenziale, X sarebbe meglio che. Vedete, da queste formulazioni come anche il modo poi di argomentare sarà diverso, come anche gli argomenti, come anche i nostri connettivi avranno scelte, no? Ci porteranno a scelte diverse. Non mi soffermo sulle caratteristiche dei dati, sulle regole, perché penso che questi siano aspetti che già condividete ampiamente. Passiamo adesso invece agli aspetti linguistici. Allora, abbiamo visto che tradizionalmente a determinate categorie argomentative vengono associati certi connettivi che le introducono. Causa, conseguenza, riserva, meno che, purché, opinione alternativa, ma però, il controargomento, sebbene, nonostante, il paragone e via dicendo. Allora, occorre lavorare su questi connettivi, occorre lavorare molto, proprio perché c'è una evoluzione, cioè un po' le cose stanno cambiando nell'uso dei connettivi. Intanto, rispetto al registro aulico di una volta, il pertanto viene facilmente sostituito dal perciò, per cui, cioè, tuttavia, peraltro, ma però, nonostante, sebbene, anche se, poiché, visto che, dato che, e via dicendo, dal momento che, no, queste forme diventano sempre più lunghe, ecco. E ancora peggio, l'insomma, certo, e via dicendo. Ma addirittura c'è una diminuzione dei connettivi che vengono sostituiti, diciamo nel caso dell'orale, da segnali discorsivi, per esempio l'intonazione, le pause. Nello scritto sempre da altri segnali discorsivi, per esempio i due punti, il punto e virgola, ecco, questo probabilmente vuoi perché c'è una risalita del parlato rispetto allo scritto, ma vuoi anche perché forse sarebbe da indagare la cosa, la scrittura per la pagina web ci porta all'economia, all'essenzialità, all'immediatezza, alla visione che sostituisce e via dicendo, per cui ecco i due punti, l'enumerazione, l'elenco. E allora vale la pena lavorare, non per cassare queste modalità, ma per ragionare, no? Sui momenti, sulle situazioni in cui è opportuno ricorrere a questa modalità più essenziale, più economica, che lascia anche molto di sfumato, d'accordo? E invece dove è opportuno o ricorrere a forme colloquiali o anche a forme auliche, a seconda della circostanza in cui ci troviamo. Quindi ampio respiro. È molto utile, secondo me, questo lo schema di Locascio, il cui testo, pur essendo datato, invito a leggere, questo è anche quello più recente, Argomentare oggi, perché sono attività che si possono anche fare in classe. Allora, quando noi argomentiamo, praticamente abbiamo un atto illocutivo testuale che è composto da almeno 2 atti linguistici, l'opinione e l'argomento, che sono collegati fra di loro da un atto linguistico. Affermo questo dato che quest'altro, in base a. Ci siamo? Ho un rapporto diretto, semplice, oppure affermo questo in base a questo, in base a quell'altro. Visto questo dato, visto quest'altro dato. Oppure a grappolo, come avevamo visto nel caso del nostro esempio,
Questa è la mia opinione. Il dato A1, in base anche al dato A2, che a sua volta però porta delle espressioni, dei ragionamenti che essi stessi hanno bisogno di essere giustificati. E allora ecco che a grappolo su questo punto abbiamo ulteriori elementi di sostegno. Facciamo dei rapidissimi esempi. I soldi non fanno la felicità, poiché alterano la priorità della vita. Posso anche dire, in base all'input di Toulmin, i soldi alterano le priorità della vita, quindi non fanno la felicità. Cosa cambia? A livello di significato, cioè di sfumatura di significato, no? Di effetto, perché noi dobbiamo ragionare argomentando anche su questo. Andiamo alla costruzione multipla. Va vietato l'utilizzo del cellulare durante le ore di lezione, sia perché rappresenta un elemento di disturbo, eccetera, sia perché è una grave mancanza di rispetto del docente. Oppure ribaltiamo, troviamo un'altra costruzione. Qui io ve ne propongo una, ma potreste anche voi, cioè non la leggo nemmeno, cioè vi invito a pensare, no? Vi invito a proporre altre alternative. Oppure andiamo alla soluzione, alla costruzione, alla struttura multipla. Il parco deve essere curato perché rende bella la città e anche perché la rende vivibile. Quel vivibile può essere inteso in più modi. Allora ecco la necessità di spiegare. Infatti, allora è quel ramo che ha il suo sviluppo. Infatti le fornisce molta frescura, dato che le piante danno ombra e procurano umidità. Ecco in che senso multipla, no? Cioè scusate, a grappolo. Anche qui posso cambiare, mutare l'ordine e via dicendo. Ecco, queste sono attività che io invito a fare in classe anche lavorando con i ragazzi della secondaria di primo grado. Allora, passiamo adesso, diciamo così, al percorso su cui vale la pena confrontarci in termini didattici. Come formare a scuola la competenza argomentativa? Quali sono le attività e quali sono le azioni valutative? Quando dico azioni valutative intendo prove e compiti per valutare. Allora, prima cosa, domandiamoci quale rapporto tra l'argomentazione e le abilità linguistiche di fruizione e di produzione. È opportuno, viene suggerito da molti, di partire dalla fruizione del testo argomentativo. L'avevamo visto anche prima. Testi orali e testi scritti. Però non è sufficiente l'analisi. Occorre anche intervenire su questi testi, per esempio con attività di manipolazione, di riadattamento, che sono esercitazioni. Sono esercitazioni per, come dire, rinforzare gradatamente, per portare gradatamente i ragazzi, per esempio, a capire, a isolare la tesi, a passare, per esempio, da un paragrafo alla scrittura di un paragrafo argomentativo, agendo su una scaletta, oppure è molto interessante, per esempio, trasformare un paragrafo argomentativo scritto in un breve monologo orale. Molto bello questo, provatelo in classe, perché è chiaro che cosa cambia, devo dire tutto o meno,
e soprattutto a livello di connettivi. Che cosa cambia? A che cosa affido adesso che parlo, no? Il senso del legamento, del legame delle parti e delle strutture. Ecco. Naturalmente ricostruire un testo argomentativo allora partendo da una scaletta, ecco, oppure utilizzare schemi, oppure dare un testo destrutturato dove i ragazzi devono trovare i connettivi. Vedete che sono tutte attività molto guidate, nel senso che io so la risposta, so la soluzione, ma sono molto importanti perché queste creano quella base di conoscenze e di abilità indispensabili. Per portare poi l'allievo verso una produzione argomentativa scritta e orale formale, autonoma e responsabile, è chiaro che devo passare attraverso passaggi intermedi, in cui gradatamente gli allievi imparano, sia in orale che in scritto, a fissare le loro idee, quindi attraverso attività controllate, quindi dove c'è questa presenza dell'insegnante che li orienta, che li pilota, o attraverso attività guidate, l'insegnante imposta dà la procedura e poi l'allievo procede anche con una certa autonomia, fino a passare poi a modalità aperte, pianificate in anticipo, molto complesse, dove magari c'è anche la collaborazione tra l'italiano e le altre discipline, necessaria perché non dobbiamo lavorare a compartimenti stagni. Deve crearsi, c'è una base di creazione di dialogo tra le discipline. Allora, io devo fare una premessa prima di andare a una serie di esempi che non illustrerò tutti, poi magari ve li leggete nel materiale in piattaforma. Una premessa è questa. L'obiettivo è quello di formare la competenza argomentativa. Allora, dobbiamo sapere che per formare una competenza argomentativa le situazioni didattiche che noi presentiamo hanno un loro peso, cioè non sono neutre nella formazione della competenza. Se io presento situazioni didattiche che sono simili tra di loro, che sono ripetitive e mi fermo lì, difficilmente arrivo alla competenza. Per arrivare alla competenza io devo offrire agli allievi, creare in classe famiglie di situazioni in cui propongo situazioni note, in cui ripeto, perché l'allievo impara e ha bisogno di vedere come quello schema va riapplicato. Ma gradatamente, moderatamente devo andare verso situazioni nuove, dove quello schema barcolla, vacilla, per cui ho bisogno di rinforzarlo, per arrivare poi a situazioni via via progressivamente più inedite, dove devo riadattare, costruire ex novo. Allora, è importante la gradualità ed è quella che vi ho appena illustrato con la slide precedente, proprio per non creare una dissonanza troppo grande che sappiamo porta poi ad amarezze, perché porta alla sensazione della frustrazione sia dell'allievo che dell'insegnante. Altra cosa molto importante, allora, è quella, il nostro obiettivo, di creare processi di transfer. Due situazioni. Passo da una verso un'altra che gradatamente, no, va verso forme diverse. Quindi tante situazioni. Ecco perché insistevo prima, attenzione. Molte volte noi presentiamo situazioni argomentative solo persuasive. No, anche deliberative, anche euristiche. Una tesi espressa in un modo, una tesi espressa... Ecco perché avevo calcato su quei due elementi, perché ci permettono proprio di creare, se li abbiamo ben chiari, questa varietà, questa pluralità, questa famiglia di situazioni. Attenzione, un'altra cosa,
è molto importante partire da situazioni problema. Ecco perché dicevo, date enfasi al problema dell'argomentazione, perché è il legame tra il dentro e il fuori, tra la scuola e la realtà. Possono essere problemi da risolvere, ostacoli, decisioni importantissime da prendere. Queste sono le situazioni problematiche, in cui coinvolgere l'allievo. Ecco allora che scatta anche la motivazione. Ecco allora che argomentare in questi termini diventa sfidante e quindi si apre quel coinvolgimento dell'allievo, quella possibilità di coinvolgere l'allievo che ci porta sulla via della competenza. Non dimenticate poi che non tutto ciò che è reale è autentico. Questo ripeto le parole del direttore scientifico del gruppo del laboratorio RED, quindi il professor Tessaro, perché questo è proprio fa riflettere, no? Cosa vuol dire che non tutto ciò che è reale è autentico? Che differenza c'è? Ciò che è reale, va bene, fa parte del nostro vissuto. L'autentico è ciò a cui io attribuisco senso. E allora scatta una marcia in più, perché scatta proprio quella mobilitazione della persona, nel senso che è toccata sul suo vissuto personale o sociale. E quindi ecco il delicato ruolo dell'insegnante di creare questo ponte. Cioè, va bene ciò che propongono gli allievi, ma anche di esplorare, di capire e di coniugare una realtà più complessa alla realtà degli allievi. Chiudo questa premessa con la lettura di queste 3 righe prese dalle linee guida per la certificazione, perché è una cosa che dobbiamo ricordare. Le prove, adesso passo all'idea delle azioni valutative. Le prove utilizzate per la valutazione degli apprendimenti non sono affatto adatte per la valutazione delle competenze. La competenza si può accertare facendo ricorso a compiti di realtà. Allora io adesso mi apro la via per parlare di compiti, cioè di realtà, e di fare la differenza tra prove e compiti di realtà. Richiamo la vostra attenzione anche per un altro motivo di cui non voglio parlare subito, poi con il professor Baglioni ci siamo accordati per affrontarlo insieme, no? Nel momento, nella seconda parte delle attività, sarà anche questo l'oggetto del lavoro, del workshop che vi chiediamo di fare a fine corso. Quindi la costruzione di un compito autentico, quindi di un'azione valutativa e degli strumenti per poterla valutare. Io so che ho toccato un tasto che suscita, ho visto già serpeggiare negli occhi dei presenti, immagino anche le persone negli altri poli che non vedo, però ora cominciamo anche a toccare gradatamente questo tema. Io ho già presentato in questa sede questo schema che per me è illuminante, è stato illuminante, ma nelle attività di formazione presso le scuole lo è sempre. Allora, questo è uno schema elaborato sempre dal professor Tessaro, in cui lui ha raccolto, mettendo in un progress, le azioni valutative, che possono essere prove di realtà e compiti autentici. Valgono entrambe, sono importanti entrambe. Però dobbiamo essere consapevoli che se usiamo prove, che possono essere a risposta chiusa, a risposta costruita o prove di prestazione, cioè un attimo più complesse, un attimo più elaborate, molto procedurali, io insegnante sviluppo conoscenze e abilità. Forse con le prove di prestazione avvio alla competenza. Ora, è importante verificare conoscenze e abilità? Sì, è importante lavorarci,
ed è importante verificarle, perché quelle mi permettono di creare una base che poi viene impiegata in situazioni più complesse che mi portano verso la competenza. Allora, qual è la differenza fra la prova e il compito? Nelle prove l'insegnante sa già la risposta, quindi in qualche maniera l'allievo è indotto, è pilotato verso quella risposta. Sicuramente nelle prove a risposta chiusa la risposta è quella e non si sbaglia. Nelle prove di prestazione la risposta è aperta, in qualche maniera è prevedibile, anche se non decisamente prevista. È prevedibile, è intuibile. Nei compiti autentici la risposta, la soluzione non è assolutamente prevedibile. Intanto l'attività è molto più ampia e complessa, anzi è subarticolata, per cui all'interno di un compito autentico trovano spazio anche delle consegne che hanno tutta la caratteristica di una prova, ma fanno parte di un sistema, sono un tassello di un sistema di consegne. Ma poi la differenza sostanziale è che nel compito autentico quelli che sono i fondamenti della competenza sono messi in atto e sono l'autonomia e la responsabilità. Quindi l'autonomia dell'azione, la responsabilità delle scelte e anche di una autovalutazione. Ora vedremo degli esempi per farci capire questo iter, questo progress. Ho ancora 10 minuti? 5? 10 minuti? 10 minuti. Ecco, io ho raccolto in questa tabella queste 3 sezioni, diciamo, che mi portano da attività in un contesto noto e controllato, dove io creo attività che possono essere anche azioni valutative, di prestazione. Hanno la caratteristica della prova di prestazione. In qualche maniera la risposta è prevedibile. È prevedibile. Oppure sono attività controllate, attività in classe, quindi non hanno una finalità valutativa, ma sono funzionali a preparare, a creare la base di conoscenze e di abilità negli allievi, quindi c'è questa guida forte dell'insegnante che porta per mano i suoi allievi. E sono queste, no, che io ho chiamato attività in un contesto noto e controllato per impadronirsi delle operazioni. Poi abbiamo le attività guidate, in cui l'insegnante imposta da una procedura e poi dice vai, no? Per cui sono più vicine al compito di prestazione, che è già un compito, è già fortemente responsabilizzante, perché io imposto, gli do un binario, ma poi gli dico prosegui, ora tu, e scegli poi alla fine una direzione tua, no? Fino a diventare poi il contesto, le attività in un contesto aperto, nuovo, sfidante, complesso e via dicendo. Adesso ne scelgo qualcuna. Prendiamo questo, per esempio, sempre dalla casa, la soluzione di un giallo. Io do un fumetto, partite sempre da un testo, da un fumetto, da un filmato. Do un fumetto e su questo creo una prima attività, vedete, in cui porto piano piano l'allievo a smontare questo fumetto attraverso la focalizzazione del problema numero 1, l'uomo si è veramente suicidato? Poi lo vedrete nelle slide in dettaglio. E qui attraverso un ragionamento semistrutturato do lo spazio all'allievo, cioè lo guido.
so già quello che dovrà rispondere, quella che dovrà essere la risposta. Se l'uomo è stato ucciso, chi può essere l'assassino? Vedete come smonto anche il problema, vedete come è molto, no, controllato e come la risposta è prevedibile. Ci può essere una consegna B dove, dopo aver sviluppato questa parte, andiamo verso una consegna più aperta, ma dove la risposta è in qualche maniera già chiara fino in partenza. Immagina di essere nei panni dell'ispettore e scrivi un sintetico rapporto in cui esporrai i risultati dell'indagine. Praticamente l'ispettore che fa un verbale. Però i risultati dell'indagine li avevo già in qualche maniera sviscerati e smontati da quelle domande precedenti. Quindi mi muovo in un contesto noto. Mi piace molto questo, il gioco dei pro e dei contro, da fare in orale. Questa attività è fatta proprio per avviare all'argomentazione, lavorando sull'oralità, anche con attività ludiche. L'obiettivo è quello, proprio a piccole dosi, di portare gli allievi a capire, per esempio, che cos'è la tesi, che cos'è un'antitesi, oppure a ragionare, per esempio, sui tipi di argomentazione. Poi ad avviare l'uso di connettivi, a ragionare sulle garanzie e via dicendo. Vediamo gli esempi. Qui in modo molto attivo parto dal vissuto personale degli allievi. Parto da un'affermazione: lo smartphone a scuola vietato o no? Vediamo gli allievi che cosa ne dicono. Parto quindi da un vissuto personale o un sociale vicino. Allora gli allievi si dispongono a destra e a sinistra della cattedra, a seconda se sono a favore o contro, gli indecisi stanno al centro. Ogni gruppo poi, ognuno di questi gruppi, dei due gruppi a destra e a sinistra, argomenta con l'obiettivo di convincere i compagni che la propria posizione è quella più corretta e quindi chi è convinto si sposta da destra a sinistra o viceversa e gli indecisi prendono finalmente una posizione, una decisione. Naturalmente vincerà il gruppo più numeroso, quindi ecco l'aspetto giocoso che coinvolge in qualche maniera. Alla fine insieme, quindi c'è sempre la figura dell'insegnante, possiamo attraverso una discussione formulare una regola, una garanzia a sostegno della tesi che ha vinto, della tesi predominante. Vedete che qui senza spiegare, no, agendo, ho fatto capire tesi, antitesi, garanzia. Poi andiamo allora a teorizzare e a spiegare i concetti. Questa attività è simile ma sostanzialmente diversa, apparentemente simile. Parlo sempre di smartphone. Però pongo questo: quale soluzione al problema? Punto esclamativo, perché è veramente una questione calda in Italia, oggi più che mai, no? La Severi ha rivisto la disposizione del 2007 che vietava l'uso del cellulare in classe e ha nominato una commissione per trovare una posizione, insomma, è proprio un problema. Finora non c'è una soluzione. Pare che comunque l'Italia stia prendendo un orientamento più aperto, più possibilista, diverso da quello francese, dove Macron ha detto no, né in classe, né a scuola, né durante l'intervallo, proprio no. Ok? Allora, poniamo la questione e andiamo a leggere due semplici articoli, anche molto semplici, che possono portarci dentro alla questione. Ma chiediamo anche agli allievi di confrontare il caso francese e il caso italiano e il loro vissuto. Tu che sei parte in questione, cosa pensi? Andiamo a confrontare, a vedere le connessioni tra i fatti
fatti, no? Cosa è positivo, cosa è negativo, cosa è già stato provato e non va proprio così bene, per cui attenzione a prendere certe soluzioni. Ecco, allora è chiaro che qui io non devo convincere nessuno, ma devo trovare una serie di soluzioni, di connessioni, di elementi da confrontare per trovare nuove relazioni e per risolvere il problema. Quindi è una argomentazione di tipo euristico. Euristico. Ancora quest'altra, parto da un filmato, Homer e il dindarolo della parolaccia. Homer dice, raffica un sacco di parolacce, ma i nostri allievi a volte non sono diversi. La parolaccia sta così fra i giovani, no? A volte viene utilizzata anche per farsi vedere grandi. Allora partiamo da questo argomento che li coinvolge in qualche maniera. Che fare? Homer nel filmato mette in pratica il suggerimento della moglie, ma andatevi a vedere il filmato e vedrete quale. Allora vediamo in classe cosa pensiamo di questo, esprimiamo il nostro parere e poi andiamo a deliberare insieme una regola di vita sociale, come è stato fatto nel filmato, valida dentro e fuori della scuola. Allora vedete che qui l'argomentazione non ha valore né persuasivo né euristico, ma ha un valore deliberativo. E quindi ci porta, tanto perché si parla di cittadinanza come qualche cosa che viene visto sempre slegato, no? Come qualche cosa di parallelo, ma no, incrociamolo con le discipline, riflettiamo sul valore formativo di certi nodi disciplinari e troviamo quindi come intersecare il concetto di cittadinanza, per esempio con l'argomentazione, perché qui proprio emerge quell'idea della democrazia deliberativa, che è qualcosa di più dalla democrazia partecipativa, no? Perché io partecipo ma posso anche stare zitto, sono presente, ma la deliberativa mi chiede di esprimermi e di fare un confronto e di agire sul confronto, sul dialogo. D'accordo? E quindi ho voluto dare in questa maniera un input per riflettere su un punto su cui oggi come oggi il Ministero ci invita a lavorare, cioè la revisione, la rilettura delle indicazioni proprio alla luce della competenza di cittadinanza. Ecco, però vedete, queste sono tutte attività da fare in classe dove c'è la guida dell'insegnante. Andiamo a vedere invece, ne prenderò una, prenderò questa, un'argomentazione da integrare. Questa è una pista avviata, è un'argomentazione già avviata, dove però l'illustrazione del problema, gli argomenti, le obiezioni che possono essere fatte, la conclusione, non sono date. Quindi l'insegnante dà un input e l'allievo continua. Allora vedete, io qui non so lo sviluppo e difficilmente anche riesco a prevederlo. Allora non siamo più su una prova di prestazione, siamo su un compito di prestazione, perché qui entra in gioco l'autonomia della scelta, la responsabilità dell'argomentazione. Però io parto da un binario, cioè da un orientamento, da un orizzonte e poi vado a sollecitare l'azione dell'allievo. Diverse sono queste altre che invece sono aperte. Il metodo del dibattito, molto interessante, casomai lo vediamo se è il caso in un altro momento. Mi interessava fare questi due esempi perché
sono compiti autentici di una certa complessità, nel senso che mentre non so, il metodo del dibattito può essere anche solo disciplinare, gli altri coinvolgono più discipline. Per esempio, valutare e deliberare su un progetto, posso lavorare con matematica, scienze, italiano, dove i ragazzi devono partecipare ad un concorso. In questo caso ho scelto questo, ispirata da un compito autentico di Wiggins per le scienze. Devono costruire, partecipare ad un progetto, alla richiesta di un progetto di un'azienda, di un logo fatto da questa azienda di fiori, in cui devono costruire una aiuola con figure geometriche, rettangoli e triangoli, devono fare il progetto, dare le misure, scegliere le piante, eccetera, eccetera. Quindi matematica e scienze. Ma la partecipazione al bando implica la scelta del logo migliore. In classe, i gruppi che hanno lavorato, vedete che comincio a parlare di cooperazione, quindi di attività anche di gruppo, di tipo cooperativo, occorre poi alla fine scegliere il logo migliore. E allora, per scegliere, io che cosa devo fare? Devo valutare le varie produzioni. E gli altri gruppi valuteranno la mia e le altre, d'accordo? Per fare la proposta. E quindi la proposta va argomentata. E quindi che tipo di argomentazione avrò? Un'argomentazione deliberativa. Parteciperà al bando il logo che ha avuto più consensi attraverso le varie argomentazioni. Per passare poi, e qui mi fermo, per passare poi a quest'altra attività dove sicuramente possono lavorare italiano e storia. Questi sono schemi che io ho preso dal contributo di Ernesto Perillo, Insegnare a scrivere testi storici e argomentativi. Qui c'è il link, poi ve lo andate a vedere in rete. Argomentare in storia vuol dire scegliere anche un punto di partenza particolare. Si parte dal problema, si parte dalla ricerca dei dati, si parte dal confronto dei dati, i quali vanno capiti prima di ogni altra cosa, confrontati, rappresentati, valutati, per trovare una serie di garanzie o espresse o da inferire che ci permettono di arrivare a una nostra tesi. Quindi vedete che è una trama discorsiva opposta, perché lavorando in storia, no, è obbligatorio quasi muoversi partendo da documenti, da dati tangibili. Interessante questi processi, perché questi ci possono anche, nel caso di un lavoro in storia, aiutare per costruire una matrice di valutazione o una rubrica, se volete costruire una rubrica. Allora, chiudo con questa slide che sarà il punto di partenza della volta prossima e che sarà un input a cui io vi invito di ricorrere quando costruirete un compito autentico, cioè attraverso delle domande: quali sono i requisiti? Sto proprio costruendo un compito autentico, a cosa devo prestare attenzione? Ma partiremo da qui la volta prossima. Intanto ci riflettete in questo intervallo fino alla fine di marzo e poi ne discutiamo meglio. Ok, buon lavoro. Come volete, non so. Ah sì, giusto. Sospendiamo. Allora, scusate. 10 minuti, non di più. 10 minuti. 10 minuti fino alle 4 e poi riprendiamo con le risposte fino alle 4 e un quarto. Anche prima, casomai poi riprendiamo alla fine dopo che il professor Daniele Baglioni ha parlato. Quindi, ok. Aspettiamo allora.